Solo nei primi 2 giorni di apertura sono stati oltre 6.000 i visitatori del Salone dell'Alto Artigianato Italiano in corso all'Arsenale di Venezia, dove più di 100 espositori presentano opere di tessuto, legno, marmo, fino ad avventuristici laboratori di produzione digitale. Qui l'artigiano non solo espone, ma anche fa delle dimostrazioni dal vivo. I primi feedback sono positivi, nel senso sia da parte degli espositori sia da parte dei visitatori, e questo ci porterà con l'amministrazione comunale a valutare la progettazione della costruzione della seconda edizione. Alla sua prima edizione, il Salone dell'Alto Artigianato Italiano ha già ottenuto dalla Regione Veneto la certificazione di Fiera Nazionale, una fiera che si pone l'obiettivo di attirare un pubblico internazionale per promuovere il Made in Italy. C'è un mercato importante, c'è soprattutto la possibilità, di creare delle aziende artigiane che poi possano sviluppare e anche dare delle possibilità di lavoro a tante, non solo a tanti ragazzi che magari possono essere i figli dei nostri artigiani, ma invece dare tanto lavoro a tante altre persone che possono innamorarsi di questo percorso. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, è tra coloro che sostengono il ruolo cruciale dell'artigianato come fondamentale tassello di sviluppo economico. Produzioni di alta qualità con un carico storico, artistico, culturale e sociale che rappresenta un autentico valore aggiunto. Fin dalla prima edizione abbiamo avuto oltre 200 richieste e abbiamo selezionato 100 espositori. Oggi il rilancio comunicativo e i primi feedback ci porta ad avere già delle nuove richieste. Questo ci aiuterà sempre più a far crescere la manifestazione sia in termini qualitativi che quantitativi.